Da Crotone a Lonigo i tentacoli dell''ndrangheta si sono allungati, mettendo radici anche nel Vicentino, disarticolata dalla Procura distrettuale antimafia, una vera e propria organizzazione che si era infiltrata nel tessuto economico e sociale del Veneto. 5 le persone arrestate, 2 quelle domiciliari, una ventina le perquisizioni effettuate dai carabinieri del ROS con i comandi provinciali dei carabinieri. A finire in manette i componenti della famiglia Multari, legata, secondo quanto accertato dalla Procura antimafia, alla cosca di Nicolino Grandi Aracri. A Lonigo le manette si sono strette attorno ai polsi di Carmine Multari, fratello di Domenico, anche lui in manette. Sempre a Lonigo sono state effettuate anche 2 perquisizioni a carico di 2 studi professionisti: estorsione, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, trasferimento fraudolento di valori, resistenza pubblico ufficiale, incendio, minaccia, tentata frode processuale, i reati contestati. Il meccanismo per infiltrarsi era consolidato, la porta d'ingresso, il tessuto economico. Si presentano come imprenditori e quindi trattano a pari con altri imprenditori locali. Una volta entrati nel sistema del soggetto con cui sono venuti a contatto, lentamente da amici e da imprenditori che hanno investito diventano estorsori. Per poi arrivare al controllo sociale, presentandosi come coloro in grado di risolvere i problemi. Si presentano come coloro che a fronte di problemi sono in grado di intervenire direttamente fuori dalle vie legali.